Singkil è una danza famosa del popolo Maranao, del lago Lanao, Filippine. Il Singkil è una danza popolare eseguita durante le celebrazioni festive e altri divertimenti. La danza Singkil serve sia come una pubblicità, consapevole o inconsapevole, di aspiranti pretendenti per il suo futuro matrimonio. Il Signore passi gentilmente dentro o fuori di scontrarsi pali bambù, disposto sia in un parallelo, la moda rettangolare o incrociato durante la manipolazione, sia a peer o fans e anche solo a mani nude. Singkil significa intrappolare i piedi con oggetti inquietanti. Singkil prende il nome dal racconto epico che la gente Maranao tracciare le origini della loro cultura. Una ritualità antica che è la parafrasi di sempre dell'amore e del corteggiamento tra le piccole e grandi difficoltà e incomprensioni. Un'icona antica e moderna insieme che arriva da molto lontano in questa nona festa dell'incontro delle comunità etniche cristiane di Padova. Comunità a tutti gli effetti, perché molte hanno il loro parroco proprio come la comunità filippina. Sono sacerdote e sono ordinato in Filippine da 12 anni fa. Poi 2 anni fa Don Elia ha chiamato per seguire la comunità filippina qui a Padova, perché un capellano prima di me, Don Dennis Estrella, è andato via per un ministero lì in Filippine. È la parrocchia padovana del Tempio della Pace ad accogliere quest'anno la festa dell'incontro, che dà il via ad un anno pastorale con tante tappe e tanti fedeli. Circa 3.000 i cattolici presenti in città da mezzo mondo, Cina compresa. La diocesi di Padova ha messo a disposizione anche un sacerdote, Don Elia Ferro, delegato diocesano della pastorale dei migranti dal 2002. Una lunga esperienza accanto ad immigrati che vivono quotidianamente le tante difficoltà di integrazione. I mezzi di comunicazione rispondono forse o indirizzano anche l'opinione pubblica, ma è chiaro che tutto questo è condizionato dalla situazione critica, dal fatto che gli immigrati non sono più dei singoli ma sono dei gruppi, dal fatto che la crisi mette a nudo che l'integrazione sembrava in qualche maniera fatta, invece è tutta da fare, è tutta da costruire, mette in evidenza anche che nella crisi i più deboli sono quelli che pagano di più, mette in evidenza come la politica tante volte non dispiega tutte le forze immaginabili possibili per un migliore inserimento nel territorio, mette in evidenza come effettivamente tutto questo crea disagio, paura, frizione. Dobbiamo fare lo sforzo per cambiare questa idea che alcuni italiani hanno, mostrare almeno la nostra bellezza, la nostra maniera di essere con voi, per lavorare con voi, per condividere la nostra fede con voi, per fare tutto insieme senza paura. Usciamo dalla paura e dobbiamo avere sempre fiducia agli altri. Arrivano inoltre 200 gli immigrati padovani all'incontro organizzato nel centro giovanile del Tempio della Pace. È davvero uno spaccato multicolore di una città che ha cominciato ormai da tempo a fare i conti anche con le nuove generazioni, in classi dove gli alunni stranieri sono fortemente aumentati ma anche integrati, come ci tiene a raccontare Telmar con le sue origini nigeriane. Mi trovo bene qua. E sono già andata in Nigeria prima, però anche qua mi trovo bene, anche nella Nigeria mi trovo bene. E ho tantissimi amici. Mi piace che sono generosi, sono anche sinceri. Qui al Tempio della Pace, tra canti e balli in tante lingue, si mescolano amicizie ed emozioni, ricordi e speranze, con l'intelligente osservazione che la diversità non è un limite, ma una ricchezza.
La domanda è come siamo, è questa domanda che sarebbe meglio se tutti quanti potevano rispondere a questa domanda, come siamo, perché spesso si dice loro non sono come noi, è una cosa un po' terribile in quanto cristiano a dire una cosa del genere. All'inizio ho avuto qualche problema di integrazione, però piano piano ho trovato una sistemazione, le cose vanno bene fino adesso. Sì, ho studiato qua e per tornare, per dare la mia contribuzione per lo sviluppo del mio paese, quindi di sicuro tornerò. Chiuso il sipario della festa dell'incontro, il cammino del nuovo anno pastorale delle comunità etniche e cristiane della città continuerà nelle parrocchie che li ospitano e nelle iniziative vissute insieme per condividere lingue, origini e culture diverse, ma la stessa fede. Iniziative che si propongono di coinvolgere sempre di più anche le comunità locali. Prossimo appuntamento con le notte di Natale in dicembre e con la festa delle genti dell'Epifania 2012.